In Friuli Venezia Giulia, sul cammino celeste che dalla laguna di Grado arriva al santuario del Monte Lussari, al confine con Austria e Slovenia. Un percorso unico nel suo genere che partendo dal mare e percorrendo il Collio sale fino sulle alte cime delle Alpi Giulie. Un pellegrinaggio molto particolare. Andrea Romoli. Quella dei cammini lungo le tradizionali vie dei pellegrinaggi religiosi è una forma di vacanza in continua costante crescita in tutta Europa. Nel nostro paese, dopo la riscoperta della via Francigena che ripercorre le tappe dello storico pellegrinaggio medievale da Oxford a Roma, sono fioriti negli ultimi anni tutta una serie di cammini minori che valorizzano luoghi e percorsi tanto affascinanti quanto lontani dai circuiti del turismo di massa. Uno dei più interessanti e curati è sicuramente il Cammino Celeste, che attraversa il Friuli Venezia Giulia dalla laguna di Grado sino al santuario del Monte Lussari, ai confini con Austria e Slovenia. Circa 200 km di tracciato, ma con dislivelli importanti, 6.000 metri in salita e 3.000 in discesa, che ne fanno un cammino decisamente impegnativo da percorrere mediamente in 10-11 tappe se non si è particolarmente allenati al trekking. Ma la cura con cui è stato tracciato il tragitto e l'abbondanza di punti di ristoro e ostelli lungo il percorso rendono possibile vivere questa esperienza anche con tutta la famiglia, magari scegliendo di percorrere solo qualche tappa tra quelle previste. Lungo il cammino si possono visitare luoghi di straordinaria bellezza sin dal primo giorno, che prevede una sorta di prologo all'isola di Barbana, nel cuore della laguna di Grado, per poi arrivare fino ad Aquileia. La partenza vera e propria del cammino è dunque nella romana Aquileia, dove si può visitare la magnifica basilica e il museo archeologico. La prima parte del percorso è sicuramente la più semplice e conduce senza particolari asperità sino a Cividale, magnifico borgo di origine longobarda. Tante qui le cose da vedere, dal Ponte del Diavolo sino alla magnifica cattedrale. La sosta in città prepara alla seconda e ben più impegnativa parte del percorso che, attraversando il Friuli collinare, porta sino a Prato di Resia. Lungo questo segmento del percorso si affrontano le prime significative asperità, ma si cammina attraverso panorami suggestivi vivendo un intenso contatto con la natura. Andiamo qua verso Chiusaforte, va bene? Le ultime tappe del percorso sono di gran lunga le più impegnative, tra le irte vette del Friuli. In particolare, gli ultimi 11 km sono caratterizzati dalla salita al Monte Lussari, decisamente faticosa ma sostituibile con una ben più confortevole ascensione in funivia. Una scelta ovviamente necessaria se si decide di effettuare il cammino durante i mesi invernali, quando la vetta del Lussari è quasi sempre completamente coperta di neve. Il bellissimo santuario sulla cima, incorniciato da panorami mozzafiato, ripagherà ampiamente della fatica fatta. Il Cammino Celeste devo dire che è abbastanza unico nel suo genere, perché rispetto a tutti gli altri questo cammino parte dal mare, quindi dalla laguna di Grado, percorre un tratto della pianura friulana orientale, tutto il Collio e la Pedemontana a confine con la Slovenia, per arrivare fino alle alte cime delle Alpi Giulie, qui dove ci troviamo sul Monte Lussari. Come per tutte le vie di pellegrinaggio, anche per il Cammino Celeste si può reperire una completissima guida in libreria. L'associazione che cura la manutenzione e la promozione del percorso rende poi disponibili anche tutte le tracce GPX da caricare sui navigatori satellitari.